Eccoci qua, allora io stavo guardando, Presidente, le aperture sono oltre 40 le aperture straordinarie della Regione del Veneto e sono veramente in tutte le città, perché parliamo da Belluno, con la delegazione FAI di Belluno, che ha tantissimi luoghi che sono aperti, poi naturalmente Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e tutti, ma anche i territori provinciali tra l'altro. Belluno, Belluno, sì, esatto. Portogruaro, Bassano. Anche giusto, sì, dica pure, perché sono un volontario FAI ed è un bellissimo contributo che danno ai luoghi a volte dimenticati oppure sempre preclusi al pubblico. Vero, è vero, è vero, molti luoghi dimenticati, anche questi del rifugio antiaereo è una cosa bellissima, ma poi l'itinerario zanzottiano a Pieve di Soligo, proprio in onore di Zanzotto, a 100 anni dalla nascita, sarà un percorso che parte dal municipio di Pieve di Soligo e arriverà fino alla casa di Zanzotto, il cui padre era decoratore e pittore e aveva decorato la casa. E la casa è su prenotazione, l'itinerario invece è aperto e si passerà davanti a bellissimi palazzi di Pieve di Soligo, tra cui Balbi Valier, tra cui molte altre, così come a Portogruaro. La passeggiata per la vie del centro sarà occasione per conoscere, visitare anche androni e giardini o le facciate dei palazzi con la storia di questi bellissimi palazzi che sono stati che uno costruiti. Non ci pensa a Portogruaro. A Portogruaro. Esatto, no, uno non pensa che a Portogruaro magari possano esserci dei tesori nascosti. Portogruaro è una città bellissima, veramente bellissima, e va visitata assolutamente, così come Bassano, così come Rovigo. Anche a Rovigo ci sono cose interessanti, tipo la Valle San Lorenzo, oppure la vetreria Tomanina San Bellino, che ha ricostruito le vetrate della cattedrale di Chartres, perché appunto, e le ha esposte proprio per l'occasione, si potranno vedere. E poi Padova con Palazzo Villa Papafavarvalli, Vicenza con i giardini Querini e la storia che sta dietro anche al Castelletto e alle serre che verranno aperte per l'occasione, Verona con l'Hotel Due Torri, naturalmente Venezia con Palazzo Corner Mocenigo, con Palazzo Sandi, Treviso con Palazzo Zuccareda. Qui vediamo la vetrata. Ecco, queste sono le vetrate Tomanin, sì, sono proprio le stesse della cattedrale di Chartres. Bellissime, caspita, mamma mia. Bellissime, assolutamente. A lei che cosa sta nel cuore? A me cosa sta nel cuore? Ecco qua vediamo l'isola tra l'altro. Questa è una domanda, non posso dire cosa mi sta nel cuore, ma come padovana ovviamente le cose padovane, le bellezze padovane, però dalle Dolomiti alla Laguna direi che il Veneto, che è la regione più turistica, più visitata dai turisti, con più di 70 milioni di turisti l'anno, è una terra meravigliosa. Con le 4.000 ville venete in mezzo, le città d'arte, direi che abbiamo solo l'imbarazzo della scelta. In Veneto poi i beni del FAI sono Villa dei Vescovi, a Venezia Casa Bortoli e il negozio Olivetti e l'alpeggio di Fontana Fredda, che, Fontana Secca, di Fontana, che però verrà aperto solo quest'estate. Ah, ecco, infatti mi mancava questo alpeggio. Sì. Qui stiamo vedendo delle bellissime foto, effettivamente, non sono soltanto interni di palazzi, ma vediamo proprio strutture, angoli che possono essere visitati sempre accompagnati, no? www.giornatefai.it e si vedono tutte le aperture, la possibilità di prenotarsi oppure se è libera. Esatto, questa è una cosa molto molto bella. Con un contributo minimo di 3 euro. Sì, come sempre ci deve essere un po' un minimo di Poi disponibilità. Ci sono quest'anno invece un'eccezione, una novità, sono le visite speciali, quindi in alcuni beni ci sarà il proprietario dei giovani che faranno una visita speciale, naturalmente con un contributo maggiore, ma insomma ci sta, e questa è la differenza un po', abbiamo creato. A seguito di queste aperture, ormai sono tanti anni che voi lavorate con le giornate del FAI, tra l'altro. La giornata del FAI quest'anno sono 30 anni, quindi tantissimo, e nel 2025 il FAI compirà 50 anni, quando Giulia Maria Crespi lo fondò insieme ad altri illuminati a Milano, e quindi è una data importantissima e la ricorderemo naturalmente
come se lo merita. Opportunamente. Ecco, a seguito di queste aperture che vengono fatte, che cosa ne è emerso? Ci sono stati poi dei beni che hanno assunto una valorizzazione diversa, qui è stato chiesto magari un'apertura maggiore, perché tante volte entri in cappelle a cui non saresti mai potuto accedere. Un attimo solo il messaggio: scusate, ma perché non fate delle vere e proprie trasmissioni sulle meraviglie d'Italia? Perché io che sono veneto mi dimentico di certe bellezze, ma è vero, a volte si va a vedere chissà dove e non si conoscono. Ma ci sono comunque queste trasmissioni che fanno vedere le bellezze del Veneto, basta un po' cercarle, credo che ce ne siano. Adesso poi il FAI ogni giorno fa una piccola presentazione sulle bellezze che verranno aperte in queste giornate. Ecco, a seguito di questa apertura cosa ne emerge? Ne è emerso ne emerge che spesso alcuni luoghi vengono capiti dalle persone che vivono attorno a quel luogo e si crea il luogo del cuore, che è l'iniziativa per cui attorno a questo luogo si crea un gruppo di persone, una raccolta firme, se le firme raggiungono un certo numero si ha diritto ad avere un contributo dal FAI per aiutare questo luogo. Per esempio, uno dei luoghi che verranno aperti a Belluno è proprio la scuola Gabelli, una scuola elementare al centro città, identitaria, che è stata chiusa per molti anni perché aveva dei problemi statici anche di tetto. Grazie anche al FAI, naturalmente anche ad altri enti pubblici, sta per finire i restauri, quindi si riaprirà questa scuola per le giornate di primavera e si vedrà a che punto sono i lavori. E questo grazie anche perché la scuola è diventata luogo del cuore. Ecco, Ville del Cuore, Presidente? Non avrei dubbio a rispondere io per lei, comunque. No, è un dato di fatto che senz'altro ciascuno conosce bene la propria realtà. Adesso è proprio grazie alla presidenza dell'associazione che ho cominciato a conoscere molto meglio anche le altre realtà. Che ce ne sono tante. Devo dire, ce ne sono tante, ce ne sono tantissime e veramente ciascuna ha qualcosa, ma io credo che quello che gli ascoltatori potranno trarre da questa trasmissione di oggi è che ci sono quantomeno 2 siti che si possono visitare. Certo. Quello del FAI per avere tutte le notizie e tutte le informazioni necessarie, come del resto quello delle Ville Venete, www.villevenetetour.it. E lì si va alla scoperta di tutti quelli che sono gli itinerari e tutte quelle che sono le possibilità, di quello che è vicino a casa, di quello che invece è più lontano se si ha un pochino più di tempo. Ecco, perché tra l'altro vengono molto apprezzate soprattutto dall'estero, no? Il turista estero è ghiotto di queste cose, vorrebbe fare anche esperienze di permanenza all'interno, di soggiorni all'interno di queste ville, non sempre possibile poi tra l'altro. Diciamo che non è sempre possibile, nel senso che ci sono delle ville che sono state trasformate in albergo e queste effettivamente hanno una recettività che ad esempio le altre strutture non possono offrire. Le strutture che non sono state trasformate in albergo hanno magari 1, 2 appartamenti, 3 appartamenti, dunque ci sono delle possibilità senz'altro di alloggio ed effettivamente di fare questo tipo di esperienza. Devo dire così, in base a quello che ho potuto vedere, quando c'è il proprietario, effettivamente per il visitatore, anche per lo straniero, la visita assume un'altra connotazione, che poi il proprietario sia, non so, io ad esempio non sono né una guida turistica né ho alcun dottorato in storia dell'arte, né assolutamente niente, però è vero che semplicemente comunicare, no? Dire noi siamo qui, siamo la vita che si è svolta all'interno, sì, che si assolutamente, svolge. E la gente, diciamo il visitatore apprezza moltissimo, anche perché dà quel tipo di vita e dà un'anima alla struttura che si va a visitare, dunque non è più solo un palazzo meraviglioso, una villa meravigliosa, un castello meraviglioso, ma si vive. Ecco, tanti di questi luoghi, tanto che poi alcuni sono aperti dal FAI, quanto queste ville sono ancora abitati, sono quindi luoghi oppure dove si lavora e quindi sono vivi da questo punto di vista, magari non sono accessibili al pubblico, questo è un altro aspetto indubbio. Questa propensione alla vivere all'interno è anche da parte dei giovani?
Perché non è così semplice. Guardi, in questo momento stiamo notando che c'è una trasformazione, ovvero sia sta nascendo una generazione di giovani imprenditori proprio della loro villa, della loro realtà agricola, e lo stiamo constatando, ci fa molto piacere. Non è facile, non è ovviamente facile, perché i giovani frequentano l'università e poi hanno dei percorsi spesso e volentieri che li allontanano da quello che è la villa o la struttura, diciamo, però familiare. Li porta intanto a valori. Ce l'hanno nel DNA. Perfetto. E questa è una cosa importante, nel momento in cui uno ce l'ha nel DNA, sì, lo sente comunque, magari non subito, però in un qualche momento vengono attirati da quello che è, da questo richiamo, ecco, il richiamo delle proprie radici. Sì. Grazie. Allora ricordiamo, per quel che riguarda le giornate del FAI di primavera, sabato 26, domenica 27 marzo 2022, 30 primavere, giornate del FAI, certo. Quindi ringraziamo la Presidente di essere stata qui con noi, ringraziamo naturalmente anche la Presidente dell'Associazione per le Ville Venete, che ci ha illustrato queste bellissime opportunità, queste occasioni per veramente scoprire qualcosa di nuovo, stare bene con la mente, in pace con gli altri. Insomma, è un modo molto piacevole di dare uno stacco alla realtà e immergersi in altri orizzonti. Grazie a entrambe di questa immersione culturale, non soltanto di esperienze. Grazie a voi di averci seguito, di averci iscritto, e come sempre visitate i siti, così avrete ulteriori informazioni. Buon proseguimento.